Revocato in Sicilia il maxi concorso ai beni culturali, oltre 140.000 per 267 posti. A Sciacca i lavoratori occupano le terme, le rivendicazioni. Davide Saglia. Il maxi bando, che comprendeva tra l'altro 260 posti ai beni culturali, è stato revocato, una delusione per oltre 140.000 disoccupati che riponevano speranze nel concorso bandito nell'aprile del 2000, che prevedeva appunto 267 posti per operatori tecnici, per i quali occorreva avere come requisiti d'accesso la licenza media e qualche esperienza nel settore del restauro, della fotografia e dell'informatica. Si tratta inoltre di un bando compreso all'interno di un maxi bando che prevedeva 19 selezioni, sempre ai beni culturali, il quale ha alle spalle una storia lunga e travagliata e che ha inizio alla fine degli anni 90, quando per intoppi burocratici venne bloccata l'assegnazione di oltre 1.000 posti. Poi nel 2005 le prime graduatorie affidate agli uffici di collocamento e la conseguente pioggia di ricorsi al TAR e all'assessorato. A venir contestato era soprattutto una delibera della giunta regionale, che di fatto invalidava l'ammissibilità di oltre 100.000 domande. Ma il paradosso ancor più grave fu che nel maggio del 2000, quindi a solo un mese dall'emanazione del bando, ci si accorse dell'esistenza di una legge che prevedeva l'abolizione delle figure professionali per le quali era stato creato il concorso. Resoconto che trova epilogo nella notifica presente da ieri sul sito della Regione, con la quale l'assessorato specifica per iscritto che non sussiste più l'interesse alla prosecuzione delle selezioni. Sempre in tema lavoro fa rumore l'iniziativa dei dipendenti delle Terme di Sciacca, che da ieri hanno deciso di occupare la struttura. Il motivo, come riportato dagli stessi lavoratori, è che a distanza di 3 settimane dall'inizio della protesta avviata per scongiurare il rischio della chiusura, come risposta sono arrivate solo dichiarazioni di intenti e un emendamento che dovrebbe solo garantire la prosecuzione temporanea dell'attività dell'azienda. Emendamento che peraltro non fornisce le adeguate certezze, considerato che tecnicamente non risponde all'intrigata situazione legislativa che avvolge tutta la storia delle Terme di Sciacca. Le terme, ricordiamo, nel 2005, tramite un atto dell'allora assessore al turismo Fabio Granata, vennero trasformate in un'azienda autonoma, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale. Un cambiamento che impose alle Terme di Sciacca il sobbarcarsi delle passività pregresse e il sottostare alle rigide norme imposte dalla Comunità Europea.